Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro spazio di ore 13, il nostro spazio di approfondimento quotidiano che precede il telegiornale dell'ora di pranzo. Allora vi presento subito l'ospite di quest'oggi, è Andrea Sfetez, responsabile artistico del Serenade Ensemble. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere qui per presentare la 4 giorni di festa barocca, quindi presentate la piazza e la chiesa, festa barocca, ci racconti tutto. Bene, è una bella occasione, diciamo implementata anche dal fatto che quest'anno ricorrono i 30 anni di fondazione dalla fondazione dell'associazione Serenade Ensemble, che è stata sempre un punto di riferimento per la musica da camera per strumenti a fiato, orchestra di strumenti a fiato e adesso da qualche anno anche di musica barocca e di prassi esecutiva del periodo barocco. Dunque, sono 4 giorni di vita barocca che Muggia vuole donare a chi avrà il piacere di assistere e a chi avrà il piacere di partecipare come musicista o come cantore nell'idea di un piccolo incubatore, una piccola culla del barocco. Infatti avremo delle varie location in cui si potranno esibire e si potranno ascoltare sia professionisti diciamo, e solisti di fama internazionale, sia semplici amatori di questo genere musicale che sempre di più viene affrontato e permea un po' l'animo dei musicisti a fiato e ad arco. Ecco. Sono 4 giorni in cui... Dicevamo appunto 4 giornate, no? che cominciano proprio giovedì 26 giugno, giusto? Giovedì 26 giugno avremo la prima parte, si svolgerà presso il comprensorio di San Francesco, in cui ci saranno le lezioni del maestro Manuel Staropoli, che è stato da subito una colonna portante di festa barocca, le lezioni dedicate appunto al flauto dolce e agli strumenti barocchi, strumenti ad ancia barocchi. In più alle 2 del pomeriggio avremo un'interessante conferenza di Federico Siccato, personaggio interessante, particolarmente interessante, direi, perché lui è un flautista ingegnere di Castelfranco Veneto, è quello che si sta occupando da anni della replica diciamo puntuale di strumenti a fiato antichi in 3D costruiti con resine particolari e in 3D. Quindi possiamo avere a disposizione strumenti della fattura antica che ahimè non si trovano più oppure sono catalogati nei musei, però alla portata di tutti e soprattutto di tutte le tasche. Quindi lui ci parlerà un po' della storia illustrata degli strumenti a fiato, non solo parlata ma anche suonata ed eseguita. Dalle 2 alle 3 presso la sala conferenze del comprensorio San Francesco a Muggia e illustrerà anche il suo sistema di riproduzione in 3D di questi strumenti. Quindi è un appuntamento particolarmente interessante perché si entra proprio anche all'interno dello strumento. Sì, perché sono costruzioni tratte da libri d'epoca, da stampe d'epoca, da riproduzioni appunto organologiche d'epoca, di strumenti d'epoca. Ecco, questo è il giovedì per cominciare così con un piccolo assaggio. Poi venerdì inizierà la masterclass che il maestro Staropoli dedicherà appunto a chi volesse suonare assieme in un consort di flauti dolci e strumenti antichi. Una masterclass che si svolgerà in 2 giorni, venerdì e sabato, nella location di Muggia Vecchia. Muggia Vecchia con una esibizione, un saggio concerto alle 17:45 del sabato 28. Ecco, però il venerdì stesso avremo anche il primo concerto importante del calendario. In Duomo a Muggia alle ore 21 avremo ospiti, strumenti a fiato e strumenti a pizzico e una corale. Dunque, andando per ordine, il gruppo formato da Dario Caroli, Marco Favento, Andrea e Giacomo Sfetez e Erika Slama proporranno musiche di Cima, di Ortiz e di Stelzel, anche in prima esecuzione per la nostra zona.
E il concerto sarà poi concluso dalla corale Scherzi Armonici, diretto da Giulia Fonzari, in cui verranno eseguiti dei madrigali di Donato, Isaac, Gastoldi e Ramè. E questo concerto sarà in Duomo, invece? Duomo, esattamente alle 21. Benissimo. Ecco, aprire una parentesi a questo punto dell'importanza della musica barocca. È una musica che assolutamente appartiene alla nostra cultura e alla nostra anima musicale. Notiamo infatti che tanti esecutori e compositori, anche moderni, anche nel nostro secolo, hanno attinto molto per quanto riguarda dalla parte armonica e anche contrappuntistica del barocco stesso. E non solo nella musica classica, laddove mi può venire in mente Ottorino Respighi o un certo Ravel o Igor Stravinsky anche per certi titoli, ma anche nella musica leggera. Infatti sappiamo che autori come Branduardi o in certi momenti un certo Bennato e anche lo stesso Fabrizio D'André ha voluto prendere spunto da Telemann per la sua celebre canzone La storia dell'amore perduto. Quindi veramente c'è la nostra radice musicale e culturale affonda nel barocco. Per non parlare poi dei celebrissimi canone di Pachelbel, che è stato usato tantissimo anche nella pubblicità televisiva, oppure dello stesso Bach, che va studiato ed è studiato non solo nelle classi classiche del conservatorio, ma anche dai jazzisti della musica jazz, perché veramente le scale antiche appartengono a tutta la variegata serie di generi musicali, e direi di più che le scale antiche e le scale modali soprattutto, cioè delle scale con degli intervalli particolari che non sono d'uso nella musica classicheggiante, forse sono più studiati e più rappresentati nella musica jazz, nella musica libera, che non nella musica classica stessa. Quindi c'è una bella fusione tra i due generi, che partono tutti in realtà dal barocco e dalla fine del Rinascimento. Le radici sono là, insomma. Benissimo, andando avanti nel programma, vediamo ricordiamo fra l'altro che comunque la festa è in concomitanza proprio con la festa dei santi protettori dei patroni, certo. Arriviamo poi alla domenica, che è il piatto forte. Dunque parliamo ancora di sabato. Abbiamo già detto il saggio concerto, la masterclass è aperta a tutti quanti, agli amatori e ai professionisti del flauto dolce, e ci sarà alle 21 a San Francesco il concerto della classe di strumenti antichi e flauto dolce, appunto del maestro Armando Staropoli, che è un insegnante, lui è triestino, un insegnante qua al Conservatorio di Trieste, un solista di fama internazionale. Quindi tutti quanti sarete graditi di ospiti a San Francesco, ore 21 presso la chiesa, per sentire musica che va dal periodo Telemann e Vivaldi, quindi dal barocco maturo, dall'ultima fascia barocca. E poi arriviamo appunto a domenica 29, in cui si svolgerà la parte più pregnante, più importante del calendario della Piazza e la Chiesa. Appunto la Piazza e la Chiesa. Cosa sta a significare la Piazza e la Chiesa? Qua vorrei aprire una parentesi del significato intrinseco di questo, esatto. Di questa... sembrerebbe un ossimoro, in realtà vedremo poi che le cose sono molto molto ben allacciate assieme. Dunque, corre voce tra i vecchi di Muggia, e noi siamo una famiglia muggesana dal 1400, quindi siamo storici a Muggia, corre voce che in chiesa tutti quanti andavano durante l'anno almeno 2 volte, a parte i fedeli che per la propria convinzione, la propria fede, che frequentano assiduamente la chiesa, ma anche i laici e anche chi in realtà non pratica diciamo la confessione. Almeno 2 volte all'anno si andava in chiesa, e in realtà non era Pasqua e Natale, ma era la festa dei protettori e per la Madonna de Mujavecia. Ah, ecco, quindi è una tradizione sono proprio 2 punti legata. di contatto importanti tra il laico e la parte fedele della nostra cristianità, che
abbandonate un po' le convinzioni, di ognuno di noi, era usanza appunto attribuire un saluto di affetto, di stima e anche di devozione in questi due momenti. In questi momenti particolari. Quindi certo. abbiamo voluto appunto per la domenica 29 ricreare questa idea in cui alla festa di piazza, che partirà alle 8 di sera, finirà alle 9 subentrerà il concerto magistrale in Duomo, in cui tutti quanti saranno invitati, oltre che a sentire il concerto, a rendere omaggio appunto ai protettori Santi Giovanni e Paolo. Ecco, avremo alle 8 appunto della sera l'apertura con l'Araldo, che con lo squillo darà inizio alla festa di piazza. Poi avremo la partecipazione di gruppi storici in costume di Mugla Biela, Al Tempo di Tartini di Pirano, Stuledì di Trieste, gruppo storico folcloristico di Sissano, che è nel Polese, e di Barbana d'Istria. Quindi avremo una rappresentazione un po' disomogenea, non solo mirata al nostro territorio, ma anche un invito diciamo, ai gruppi storico-folcloristici della parte slovena e croata, diciamo, dell'Istria e della zona del Triestino. Chiaro. Ecco, altra cosa interessante è quella che, diciamo, verranno presentati in questa passerella, che poi culminerà con una quindicina di minuti di ballo in piazza, e ognuno rappresenterà la propria realtà. Avremo piacere di sentire degli strumenti antichi, veramente antichi, che fanno parte dell'etnomusicologia, delle pive, degli strumenti a percussione, delle cornemuse antiche, su scale musicali che noi non conosciamo o non apprezziamo, appunto sulla scala istriana, che è una cosa che non tutti conoscono, è una forma armonica che non tutti conoscono, una scala molto strana che si avvicina moltissimo alle scale modali greche e anatoliche. Quindi pensando a quando si siano formati questi gruppi e questa, diciamo, usanza popolare e popolaresca nell'adoperare questi strumenti per i balli tradizionali, e saremo attorno al 300, 400, 500, abbiamo appunto la nostra zona, una zona di cerniera, di confine tra diciamo, la polifonia classica, certo, veneziana e romana, e la polifonia modale, illirica e anatolica dell'Asia minore. E qua si incontravano perché era importante capire che nel 500-600 gli scambi tra i vari stati in cui l'Italia era divisa, pensiamo al Regno di Napoli, pensiamo allo Stato della Chiesa, alla Repubblica di Venezia naturalmente, gli scambi erano abbastanza comuni e frequenti, c'era molto interscambio sia culturale sia diciamo commerciale tra le due sponde dell'Adriatico, oppure da nord a sud. Quindi chi saliva dalle nostre parti portava con sé in realtà usanze e tradizioni anche molto diverse, che adesso magari non si riesce a capire l'importanza della suddivisione dello stivale italiano in tanti stati o staterelli, ma era una forma di arricchimento culturale e musicale che all'epoca veniva molto usata. Infatti pensiamo a dei nomi, al pugliese Giacomo Gorzanis, che è stato organista qua a Trieste, oppure al parmense Giorgio Mainerio, che è stato organista a Udine e ad Aquileia, oppure ancora meglio al Gabriello Puliti, Monspolitanus da Montepulciano, che è stato organista di cappella a Muggia, poi a Capodistria, poi a Cherso, fino a finire a Veglia e a Pago. Quindi c'era questo uso di apportare le proprie tradizioni musicali, corali e, diciamo, contrappuntistiche da una parte all'altra del Mar Mediterraneo. Del Mediterraneo. E ricordiamo anche che Benedetto Marcello, di cui conosciamo tutti il nome e le sue musiche, è stato per un anno provveditore di legge a Pola. Quindi lui era un leguleio, non era solo musicista. Quindi
eravamo molto vicini come adesso vogliamo esserlo. Vogliamo esserlo e comunque riproporre proprio questa radice comune, no? questo tipo di musica. Quindi fatti i balli, poi tutti in chiesa, in Duomo, a sentire il concerto magistrale in cui ci sarà la punta di diamante, il nostro Emanuele Staropoli, Ecco. Fabio Martignago e Luca Ventimiglia, che proporranno con gli strumenti d'epoca diciamo, il repertorio del primo barocco. Alle 21, questo Alle 21. come concerto conclusivo, Ecco. diciamo, no? Il tutto appunto anche arricchito da varie iniziative, come diceva prima, l'Officina Barocca. Insomma, ecco, l'Officina Barocca, farò due parole, magari prima che non mi dimentico siamo quasi in chiusura. chi dover ringraziare. Dunque, Comune di Muggia per il contributo e il sostegno a un VGD Conservatorio Tartini. Perfetto, ci sarà appunto anche nella chiesetta del Crocifisso, nelle giornate di festa barocca, appunto l'Officina Barocca. Chiunque volesse suonare, professionisti chiunque volesse suonare, la chiesetta del Crocifisso sarà a disposizione per chi lo vuole. Benissimo, grazie. Allora in bocca al lupo per questo bellissimo programma che seguiremo, grazie e buon lavoro. Grazie per l'ospitalità. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e fra pochissimo ci sarà il nostro telegiornale. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura di questa edizione ancora il caso Resinovic, perché oggi è la giornata dell'udienza di incidente probatorio. Viene ascoltato l'amico speciale di Liliana Resinovic, Claudio Sterpin, e noi ci colleghiamo subito con il Palazzo di Giustizia, dove per noi si trova a seguire appunto l'udienza il nostro Gianluca Paladin. Buongiorno Gianluca, a te la linea. Buongiorno Laura, a te ai telespettatori. Da ore sono dentro i protagonisti di questa vicenda. Da ore Claudio Sterpin, l'amico del cuore di Liliana, sta rispondendo alle domande davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari. Alcune pause sono state fatte, ma sono dentro dalle 9:30. C'è Claudio Sterpin, c'è Sebastiano Visintin, unico indagato per l'omicidio di Liliana Resinovic. I due tra l'altro hanno avuto un faccia a faccia fuori dal tribunale, dove Sebastiano ha chiesto rispetto per Liliana. Claudio ha tirato dritto ed è entrato in Palazzo di Giustizia. Alle 9:30 è iniziata l'udienza di incidente probatorio voluta proprio per assumere come prova la testimonianza di Claudio Sterpin e riuscire così a congelare la sua testimonianza per quando sarà il processo. Ovviamente il carattere dell'urgenza per l'incidente probatorio, l'età di Sterpin, l'uomo ha 86 anni, e la sua salute. C'è bisogno di assumere le sue parole come prova in vista del processo, qualora il processo Sterpin non ci potesse essere. Un paio di pause ci sono state, dove sono usciti sia Sebastiano con i propri avvocati che Claudio Sterpin per fare due passi, rifocillarsi, andare al bagno, quindi insomma le classiche pause che si possono fare quando un'udienza dura così tanto. Siamo nella fase pre-dibattimentale di fatto, ma l'udienza di incidente probatorio consente a tutte le parti di
sentire appunto Claudio Sterpin, che deve rispondere di tutte le affermazioni che negli anni ha fatto a mezzo stampa, in TV, sui giornali, e ripercorrere così questa drammatica vicenda che ha visto la morte di Liliana Resinovic, trovata il 5 gennaio 2022 nel Bosco di San Giovanni, ma era scomparsa da casa dal 14 dicembre 2021. Credo, Laura, che siamo agli sgoccioli, credo che fra poco dalla stanza 290-291 usciranno tutte le persone all'interno, ci sono gli avvocati ovviamente, ci sono i consulenti di parte, ci sono chiaramente, come detto, Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin. Ci hanno detto che rilasceranno delle dichiarazioni una volta usciti dall'aula, vedremo e sentiremo appunto le loro parole. Cercheremo di capire se Claudio ha di fatto confermato tutto quello che ha raccontato in questi anni. Ripetiamolo, Claudio ha sempre detto di essere convinto che Sebastiano non avrebbe materialmente ucciso Liliana, ma saprebbe tutto, che qualcun altro avrebbe concorso all'omicidio della donna, che sarebbero state più persone. Poi Sterpin ha raccontato più volte che Sebastiano conosceva la storia di Claudio e di Liliana da mesi, forse anche da anni, e lo aveva detto anche ai nostri microfoni in un'intervista registrata al telefono. In realtà tutto questo lo sta raccontando davanti al GIP, davanti al PM, e vedremo se emergerà qualcos'altro, perché chiaramente gli avranno chiesto sicuramente di circoscrivere le affermazioni di Claudio Sterpin, del perché pensa determinate cose. Una sensazione o delle prove materiali? Chissà, cercheremo di scoprirlo anche noi. Detto questo, fra poco potrebbero uscire, e ora vi ricevo la linea. Grazie Gianluca. Allora chiamaci, richiedici la linea, insomma, se dovessero esserci delle novità. Naturalmente seguiamo passo passo questa vicenda che tiene con il fiato sospeso un po' tutta l'Italia ormai da più di 3 anni. Abbiamo visto anche le immagini dell'ingresso e dell'uscita dalle sale appunto delle udienze dei protagonisti di questa vicenda, a partire appunto dal marito di Liliana, Sebastiano Visintin, e dall'amico Claudio Sterpin. Allora seguiremo naturalmente la vicenda con i nostri servizi anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ora spostiamo l'attenzione su un'altra questione molto importante per la nostra città, di carattere economico e di sviluppo. Parliamo del porto. Parte la procedura di dibattito pubblico per la prima volta in Friuli Venezia Giulia sul progetto del molo ottavo del porto di Trieste. Si tratta di un'opera da quasi 316 milioni di euro complessivi. Allora vediamo il servizio. Il progetto del nuovo molo ottavo del porto di Trieste entra nel vivo con la fase del dibattito pubblico che scatta oggi. Previsto dal codice degli appalti, obbligatorio per investimenti sopra i 200 milioni, lo strumento si applica per la prima volta in regione per un'opera che vale complessivamente quasi 316 milioni di euro, 207 coperti da fondi pubblici e 109 da privati. Questa è una pillola di ottimismo che noi abbiamo nel nostro porto, e gli operatori, non solo quelli del porto, ma anche le industrie e gli operatori economici della regione Friuli Venezia Giulia avranno una risposta. Il dibattito pubblico dà la possibilità a enti, istituzioni, associazioni, ma anche a singoli cittadini di intervenire con proposte e osservazioni per consentire di migliorare il progetto, in questo caso proposto dalla stessa autorità portuale con HALA, Logistica Giuliana e ICOP. Sì, questa è una procedura prevista appunto dal codice degli appalti, e in pratica si svolge con degli incontri pubblici e anche con degli incontri tecnici, però i cittadini sono invitati a presenziare questi incontri pubblici, saranno 4 nel corso di un mese, e poi un altro modo per partecipare è appunto quello di produrre eventuali documenti, memorie, proposte o osservazioni o contributi vari anche in forma scritta. La cosa interessante è che appunto questa procedura non dura molto, nel senso che in 60 giorni raccoglie tutte le osservazioni che vengono dal territorio da parte di vari soggetti, appunto anche dei cittadini singoli o da gruppi organizzati, e porterà appunto alla realizzazione di una relazione finale in cui tutti questi contributi saranno appunto presi in considerazione. Il nuovo terminal container, una volta realizzato, avrà una capacità di movimentare fino a 1,6 milioni di TEU l'anno e sarà dotato di tecnologie avanzate.
Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città in questa giornata di lunedì, quindi di ripresa un po' dell'attività lavorativa. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottoressa Bucarelli, e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Allora, quali sono le segnalazioni di oggi e la situazione? Allora, la mattinata trascorsa con interventi di routine, qualche incidente, ma per fortuna nulla di grave, non abbiamo notizia di feriti gravi. Non ci sono gravi rallentamenti al momento, anche lo scavo che sta in atto, che da questa mattina è in atto in Viale Miramare, siamo all'altezza Ceda San Mare, c'è un senso unico alternato per uno scavo a Cegas, per una rottura di una condotta idrica. Questo scavo andrà avanti per 4 giorni, ma ribadisco al momento noi abbiamo avuto segnalazioni di forti rallentamenti in zona, che è una zona un po' attenzionata anche perché col periodo estivo molti concittadini si recano in quella zona per il bagno. Per il pomeriggio non ho manifestazioni, ho una serale intorno alle 22:30, 23 sul Molo Audace, quindi alle ore 21 verrà interdetta l'area del Molo Audace e anche i pedoni verrà transennata per permettere questo spettacolo. Inoltre ricordo che l'area dell'antistante marittima delle rive è interdetta la sosta per la presenza della nave crociera, quindi un'utilizzazione di parcheggi nella zona riva. Ricordo sempre questa sera l'inversione del senso di marcia in via San Pasquale, in quanto la presenza del Trisco, e quindi dalle 20 alle 24 la via Marchesetti da San Pasquale e via dei Mille diventerà senso unico a scendere, quindi ribadisco, chi sale a via Marchesetti ha l'obbligo di svolta a destra in via dei Mille per poi proseguire verso la via San Pasquale. Una nota, ricordo che questa notte sono i fuochi di San Giovanni e quindi fare attenzione, abbiamo parecchie ordinanze che consentono questi fuochi in zone periferiche, quindi non spaventarsi, ci sono questi fuochi, c'è del fumo, però è tutto autorizzato, quindi non c'è da spaventarsi oppure da attivare i numeri di emergenza per questi fuochi. Benissimo. Inoltre ancora una cosa, ricordo il rifacimento segnaletica orizzontale in orario notturno, le ditte lavorano nella zona di Roiano Gretta, via Rossetti, via Valmaura, Servola, quindi in queste zone fare attenzione non solo dove si lascia il proprio veicolo, ma anche ai cantieri che in orario notturno sono un po' più pericolosi, quindi fare attenzione per questi lavori. Altre cose da segnalare non avrei, quindi restituirei le linee. Grazie, buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Una buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, prima di passare al prossimo servizio volevo dare una notizia perché permane il superamento della soglia d'attenzione di ozono a Trieste, 120 microgrammi per metro cubo d'aria di ozono atmosferico nel territorio di Trieste, permarrà sino a venerdì 27 giugno secondo le previsioni odierne di ARPA Friuli Venezia Giulia. Dunque il Comune, in base al piano d'azione comunale, invita i cittadini e le fasce più sensibili della popolazione in particolare ad adottare le precauzioni per limitare l'esposizione a questo inquinante. Insomma, la concentrazione di ozono è dovuta al mantenimento delle condizioni meteo sino alla sera di giovedì, quando dovrebbe presumibilmente piovere. Soggetti sensibili alla concentrazione sono bambini, anziani e chi svolge attività fisica all'aperto, lavoratori anche sportivi. Sono a rischio persone asmatiche o con patologie cardiologiche e polmonari. Dunque l'azienda sanitaria isontina Giuliana consiglia a queste fasce il rischio di evitare di svolgere attività fisica all'esterno e soprattutto nelle ore calde della giornata. Si consiglia poi a tutti un'alimentazione ricca di antiossidanti. È stata presentata nella sede della Fondazione CR Trieste la 17ª edizione del progetto di socializzazione per gli anziani che si protrarrà fino a febbraio 2026. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente della Fondazione Peroni. Professor Peroni, torna anche quest'anno, per quest'estate, l'iniziativa della socializzazione degli anziani da parte della Fondazione. Ci vuole illustrare il programma? Sì, sono 100 spettacoli teatrali in dialetto triestino, 30 concerti in una ventina di case di riposo. Tra l'altro aggiungo una distribuzione di 400 abbonamenti del piccolo in quasi 70 case di riposo. Un impegno che la Fondazione ha assunto sin dal 2008 con grande convinzione, per una somma complessiva che ormai sfiora i 2 milioni, ma siamo molto soddisfatti
riuscita di questa iniziativa, perché, come ci testimoniano anche i partner che stamattina sono intervenuti qui in Fondazione a esporre i risultati di questa bellissima manifestazione, iniziativa nel tempo, c'è grande riscontro dalle case di riposo, grandi risultati in termini di socializzazione degli anziani anche con i giovani, perché ricordo che i concerti e in parte anche gli spettacoli teatrali vedono protagonisti giovani, e quindi c'è una bellissima, come dire, ricaduta in termini di dialogo tra generazioni, che fa bene agli anziani naturalmente, che sono i primi destinatari di questa iniziativa, ma fa anche bene dal punto di vista formativo ed educativo ai ragazzi. Questa è l'iniziativa dunque che non si limiterà all'estate, ma arriverà appunto fino a febbraio del 2026. Ora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. Riprendiamo il telegiornale con la cronaca. Incidente questa mattina poco dopo le 7 del mattino in via Carnaro, all'altezza della casa cantoniera. 2 veicoli si sono scontrati frontalmente. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco con i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores. La viabilità ha subito rallentamenti per permettere i rilievi, la pulizia della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati. All'arrivo dei soccorsi gli occupanti erano già usciti dai veicoli, ma sono stati comunque accompagnati in ospedale per accertamenti. A fuoco invece l'altro ieri sera un appartamento in via Rossetti. Sul posto pompieri, polizia locale, polizia di Stato, denunciato il proprietario dell'abitazione, ma le indagini proseguono. Il rogo sarebbe infatti doloso. Vediamo. È stato rintracciato nella notte, interrogato dalla polizia, l'uomo di nazionalità italiana che ieri sera avrebbe appiccato l'incendio nel proprio appartamento in una palazzina di via Rossetti al Civico 15. Il soggetto, un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Momenti di terrore ieri sera dopo le 22:30, quando hanno cominciato a divampare le fiamme sprigionatesi dal secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco con l'autoscala per spegnere il rogo. Per permettere le operazioni, tutti gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso la strada. Secondo quanto appreso, come detto, sarebbe stato lo stesso proprietario dell'appartamento ad appiccare l'incendio. Poi l'uomo è fuggito dalla palazzina e poco dopo ha chiamato la polizia raccontando tutto. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e gli agenti si sono messi alla ricerca del 45enne, rintracciato alcune ore dopo e interrogato. Il proprietario dell'appartamento incendiato ha raccontato la sua versione alla polizia, che lo ha denunciato. Le indagini però proseguono, ancora al vaglio la posizione del 45enne. E rimangono ancora gravi purtroppo le condizioni della donna che è stata investita l'altro pomeriggio in zona di Viale D'Annunzio. Vediamo. Rimane gravissima, in prognosi riservata, la donna di 80 anni che ieri mattina è stata investita sulle strisce pedonali in Viale D'Annunzio. Un impatto violentissimo con un motociclo. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Cattinara. Secondo quanto appreso avrebbe subito un brutto trauma cranico con emorragie cerebrali. Di fatto l'anziana lotta fra la vita e la morte. Ieri mattina alle 11 l'incidente. Uno scooter e una moto che percorrevano Viale D'Annunzio si erano scontrate e uno dei 2 mezzi era scivolato sull'asfalto, centrando la donna che stava attraversando la carreggiata. All'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza la situazione era apparsa fin da subito molto grave. L'80enne era stata stabilizzata sul posto, intubata e portata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Danni lievi per i 2 centauri che sono stati dimessi quasi subito. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i pompieri, poiché a causa dello scontro moto e scooter avevano sversato olio motore sull'asfalto. La ricostruzione delle esatte dinamiche dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto anche per chiudere il tratto di strada interessato. Le indagini sono volte ad appurare eventuali responsabilità per quanto accaduto. Puntare su manifattura e industria connesse al porto è l'appello di Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, per rispondere alle crisi e trattenere i giovani sul territorio e puntare allo sviluppo di settori considerati fondamentali per Trieste. Vediamo. Che Trieste ha un problema strutturale rispetto a un settore come quello della manifattura e industria che via via si sta depauperando e via via vediamo il rischio della sostituzione di attività
che producono, che fanno sostanzialmente prodotto con attività della logistica che hanno però quelle caratteristiche. Servono risposte alla crisi del settore manifatturiero industriale di Trieste, risposte in termini di occupazione, attrattività, non da ultimo di sviluppo. È l'appello lanciato dal segretario provinciale della CGIL Massimo Marega, ospite nei nostri studi. L'analisi punta a evidenziare come Trieste non possa fare a meno di questo settore. Noi non abbiamo nulla contro la logistica, però sappiamo che la logistica, anche per voce ad esempio dello stesso Zeno D'Agostino, ha una caratteristica che impiega sostanzialmente poco personale. Cioè il valore aggiunto della manifattura e dell'industria è che ha un moltiplicatore di attività e attiva una serie di altri settori sicuramente in maniera molto più alta rispetto a quello che fa la logistica e dal punto di vista occupazionale dà una miglior risposta. Quindi noi pensiamo che sia giunto il momento a Trieste di poter parlare in maniera seria, larga e predisporre dei tavoli anche istituzionali rispetto a quale futuro ha la manifattura e industria a Trieste. Oggi siamo ampiamente sotto il 10% del PIL prodotto da parte di questo settore. Lavorare su manifattura e industria a Trieste anche per trattenere i giovani sul territorio e quindi evitare il fuggi dalla regione verso altre realtà più attrattive all'estero. Dunque la connessione con il porto per pensare a uno sviluppo industriale e manifatturiero integrato con il settore d'eccellenza di Trieste. Ecco, noi sulla linea prodotta diciamo dalla precedente gestione noi ci ritroviamo. Io penso ad un porto che non necessariamente punti solo e esclusivamente ad aspetti commerciali. Abbiamo visto oggi che c'è qualche problema rispetto alla movimentazione dei container eccetera. Forse il futuro del porto non è solo dentro al porto, cioè ci sono altre attività che altri scali internazionali, penso Marsiglia eccetera, stanno mettendo in campo. Abbiamo alcune caratteristiche che ci possono fornire diciamo, la possibilità di investire anche in nuove tecnologie, anche all'interno naturalmente delle aree portuali e non. C'è tutto il tema delle aree retroportuali che sono estremamente interessanti. Io penso a un'integrazione insomma, fra la logistica integrata del porto, ma anche naturalmente rispetto alla trasformazione di prodotto, un po' come è successo ad esempio per la BAT. Va benissimo quell'operazione e le operazioni che noi auspichiamo. In tema di porto, oggi il commissario Gurrieri, intervistato a margine della manifestazione per presentare il dibattito pubblico sul molo ottavo, ha detto anche se si chiude Hormuz è un problema non soltanto per Trieste ma per tutti, lo ha detto appunto il commissario straordinario Antonio Gurrieri rispondendo a Trieste alle domande dei giornalisti sulle conseguenze della guerra in Iran, questo ha detto appunto ai nostri microfoni. Ora ci spostiamo a parlare del meteo perché sarà un'estate torrida a Trieste, temperature sono ancora in aumento, il punto allora con il previsore ARPA Osmer del Friuli Venezia Giulia Giuseppe Visalli. La situazione in questo momento, questo caldo ci darà tregua prima o poi? Ma allora, la situazione in questo momento vede ancora l'anticiclone di origine nordafricana presente su tutto il Mediterraneo, quindi comprende anche il nord Italia, e quindi determina l'afflusso di correnti secche e anche calde, progressivamente più calde verso la regione. La situazione per la prossima settimana vedrà un ulteriore aumento delle temperature con valori non eccezionali, ma comunque piuttosto calde per il periodo, con caldo che diverrà ulteriormente più afoso. La giornata di domani, quindi lunedì, vedrà un passaggio di una coda di un fronte che passerà principalmente sull'Europa centrale, quindi si avrà qualche temporale sulla zona montana che potrà sconfinare verso la pianura, però non è previsto un ricambio d'aria, quindi non è previsto un calo termico. Successivamente l'anticiclone si rinforzerà soprattutto appunto da martedì, con temperature che raggiungeranno il picco probabilmente tra mercoledì e giovedì, quando sulla pianura si potrebbero raggiungere i 34-35 gradi, forse anche localmente 36, sulla costa invece si raggiungeranno i 32-33 gradi. Sarà un caldo più afoso con tassi di umidità che aumenteranno, quindi il disagio sarà moderato su pianura e sulla costa. Poi venerdì è previsto invece l'arrivo di un altro fronte, ancora c'è molta incertezza, ma le temperature potrebbero diminuire leggermente nuovamente a causa di qualche temporale, poi però successivamente nel fine settimana le temperature riprenderanno ad aumentare, quindi il caldo non mollerà facilmente la presa. Possiamo fare un punto proprio su Trieste? Ma allora sostanzialmente per i prossimi giorni, brevemente domani, cioè lunedì, avremo a Trieste bassa probabilità
di piogge, temporali dovrebbero appunto fermarsi sulla pianura friulana, quindi l'estate sostanzialmente continuerà ininterrotta. Poi appunto nel corso dei giorni successivi il caldo aumenterà anche lì, le temperature massime probabilmente raggiungeranno i 32-33 gradi, ma sarà di notte che le temperature aumenteranno di più, perché le minime probabilmente tra mercoledì e giovedì non scenderanno al di sotto dei 25-27 gradi, quindi la sensazione di disagio da caldo, pur non essendo eccezionale, comunque sarà significativa, soprattutto appunto di notte. Poi probabilmente i temporali di venerdì e sabato potrebbero raggiungere anche Trieste, dando un lieve sollievo appunto dal caldo, ma che sarà temporaneo, perché le temperature, come detto prima, tenderanno di nuovo ad aumentare nel fine settimana successivo. E allora, come combattere il caldo e l'afa in arrivo? Ecco i consigli degli esperti. Emergenza caldo. La temperatura ha raggiunto picchi oltre la norma del periodo e la colonnina di mercurio è destinata a registrare un'ulteriore impennata nei prossimi giorni, quando si potrebbero sfiorare i 35-36 gradi e oltre. A contribuire al disagio anche le giornate in cui si è evidenziato il superamento della soglia di attenzione di ozono atmosferico causato dalle emissioni di gas inquinanti in presenza di forte radiazione solare. L'afa e le alte temperature, si capisce, creano fastidi e purtroppo a volte possono essere pericolose, motivo per cui, come ogni anno nei mesi più caldi, è utile ricordare i consigli degli esperti per evitare problemi. I consigli per ridurre il più possibile le sofferenze per il caldo sono sempre gli stessi: evitare di esporsi al caldo e al sole diretto e uscire di casa nelle ore più fresche, assicurare un adeguato ricambio di aria in casa e agevolare la ventilazione naturale, mantenere le stanze fresche schermando le finestre esposte al sole, chiudere le finestre durante il giorno e aprirle nelle ore più fresche della giornata, evitare alcolici, preferire cibi che contengano molta acqua come frutta e verdura, proteggere gli occhi con occhiali da sole e adoperare creme solari ad alta protezione, indossare abiti in fibre naturali, lino o cotone e indumenti traspiranti, meglio se di colore chiaro. Evitare l'attività sportiva all'aperto o comunque nelle ore più calde. Regole che valgono per tutti, ancor di più per le persone anziane, quelle con patologie e bambini piccoli. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura di questa edizione ancora il caso Resinovic, perché oggi è la giornata dell'udienza di incidente probatorio. Viene ascoltato l'amico speciale di Liliana Resinovic, Claudio Sterpin, e noi ci colleghiamo subito con il Palazzo di Giustizia, dove per noi si trova a seguire appunto l'udienza il nostro Gianluca Paladin. Buongiorno Gianluca, a te la linea. Buongiorno Laura, a te ai telespettatori. Da ore sono dentro i protagonisti di questa vicenda. Da ore Claudio Sterpin, l'amico del cuore di Liliana, sta rispondendo alle domande davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari. Alcune pause sono state fatte, ma sono dentro dalle 9:30. C'è Claudio Sterpin, c'è Sebastiano Visintin, unico indagato per l'omicidio di Liliana Resinovic. I due tra l'altro hanno avuto un faccia a faccia fuori dal tribunale, dove Sebastiano ha chiesto rispetto per Liliana, Claudio ha tirato dritto ed è entrato in Palazzo di Giustizia. Alle 9:30 è iniziata l'udienza di incidente probatorio, voluta proprio per assumere come prova la testimonianza di Claudio Sterpin e riuscire così a congelare la sua testimonianza per quando sarà il processo. Ovviamente il carattere dell'urgenza per l'incidente probatorio, l'età di Sterpin, l'uomo ha 86 anni, e la sua
salute. C'è bisogno di assumere le sue parole come prova in vista del processo, qualora il processo Sterpin non ci potesse essere. Un paio di pause ci sono state dove sono usciti sia Sebastiano con i propri avvocati che Claudio Sterpin per fare due passi, rifocillarsi, andare al bagno, quindi insomma le classiche pause che si possono fare quando un'udienza dura così tanto. Siamo nella fase pre-dibattimentale di fatto, ma l'udienza di incidente probatorio consente a tutte le parti di sentire appunto Claudio Sterpin, che deve rispondere di tutte le affermazioni che negli anni ha fatto a mezzo stampa, in TV, sui giornali, e ripercorrere così questa drammatica vicenda che ha visto la morte di Liliana Resinovic, trovata il 5 gennaio 2022 nel bosco di San Giovanni, ma era scomparsa da casa dal 14 dicembre 2021. Credo, Laura, che siamo agli sgoccioli, credo che fra poco dalla stanza 290-291 usciranno tutte le persone all'interno, ci sono gli avvocati ovviamente, ci sono i consulenti di parte, ci sono chiaramente, come detto, Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin. Ci hanno detto che rilasceranno delle dichiarazioni una volta usciti dall'aula, vedremo e sentiremo appunto le loro parole. Cercheremo di capire se Claudio ha di fatto confermato tutto quello che ha raccontato in questi anni. Ripetiamolo, Claudio ha sempre detto di essere convinto che Sebastiano non avrebbe materialmente ucciso Liliana, ma saprebbe tutto, che qualcun altro avrebbe concorso all'omicidio della donna, che sarebbero state più persone. Poi Sterpin ha raccontato più volte che Sebastiano conosceva la storia di Claudio e di Liliana da mesi, forse anche da anni, e lo aveva detto anche ai nostri microfoni in un'intervista registrata al telefono. In realtà tutto questo lo sta raccontando davanti al GIP, davanti al PM, e vedremo se emergerà qualcos'altro, perché chiaramente gli avranno chiesto sicuramente di circoscrivere le affermazioni di Claudio Sterpin, del perché pensa determinate cose. Una sensazione o delle prove materiali? Chissà, cercheremo di scoprirlo anche noi. Detto questo, fra poco potrebbero uscire, e ora vi ricevo la linea. Grazie Gianluca. Allora chiamaci, richiedici la linea, insomma, se dovessero esserci delle novità. Naturalmente seguiamo passo passo questa vicenda che tiene con il fiato sospeso un po' tutta l'Italia ormai da più di 3 anni. Abbiamo visto anche le immagini dell'ingresso e dell'uscita dalle sale appunto delle udienze dei protagonisti di questa vicenda, a partire appunto dal marito di Liliana, Sebastiano Visintin, e dall'amico Claudio Sterpin. Allora seguiremo naturalmente la vicenda con i nostri servizi anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ora spostiamo l'attenzione su un'altra questione molto importante per la nostra città, di carattere economico e di sviluppo. Parliamo del porto. Parte la procedura di dibattito pubblico per la prima volta in Friuli Venezia Giulia sul progetto del molo ottavo del porto di Trieste. Si tratta di un'opera da quasi 316 milioni di euro complessivi. Allora vediamo il servizio. Il progetto del nuovo molo ottavo del porto di Trieste entra nel vivo con la fase del dibattito pubblico che scatta oggi. Previsto dal codice degli appalti, obbligatorio per investimenti sopra i 200 milioni, lo strumento si applica per la prima volta in regione per un'opera che vale complessivamente quasi 316 milioni di euro, 207 coperti da fondi pubblici e 109 da privati. Questa è una pillola di ottimismo che noi abbiamo nel nostro porto, e gli operatori, non solo quelli del porto, ma anche le industrie e gli operatori economici della regione Friuli Venezia Giulia avranno una risposta. Il dibattito pubblico dà la possibilità a enti, istituzioni, associazioni, ma anche a singoli cittadini di intervenire con proposte e osservazioni per consentire di migliorare il progetto, in questo caso proposto dalla stessa autorità portuale con HALA, Logistica Giuliana e ICOP. Sì, questa è una procedura prevista appunto dal codice degli appalti, e in pratica si svolge con degli incontri pubblici e anche con degli incontri tecnici, però i cittadini sono invitati a presenziare questi incontri pubblici, saranno 4 nel corso di un mese, e poi un altro modo per partecipare è appunto quello di produrre eventuali documenti, memorie, proposte o osservazioni o contributi vari anche in forma scritta. La cosa interessante è che appunto questa procedura non dura molto, nel senso che in 60 giorni raccoglie tutte le osservazioni che vengono dal territorio da parte dei vari soggetti, appunto anche dei cittadini singoli o da gruppi organizzati,
e porterà appunto alla realizzazione di una relazione finale in cui tutti questi contributi saranno appunto presi in considerazione. Il nuovo terminal container, una volta realizzato, avrà una capacità di movimentare fino a 1,6 milioni di TEU l'anno e sarà dotato di tecnologie avanzate. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città in questa giornata di lunedì, quindi di ripresa un po' dell'attività lavorativa. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottoressa Bucarelli, e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora quali sono le segnalazioni di oggi e la situazione? Allora, la mattinata trascorsa con interventi di routine, qualche incidente, ma per fortuna nulla di grave, non abbiamo notizia di feriti gravi. Non ci sono gravi rallentamenti al momento, anche lo scavo che sta in atto, che da questa mattina è in atto in Viale Miramare, siamo all'altezza Ceda San Mare, c'è un senso unico alternato per uno scavo a Cegas, per una rottura di una condotta idrica. Questo scavo andrà avanti per 4 giorni, ma ribadisco al momento noi abbiamo avuto segnalazioni di forti rallentamenti in zona, che è una zona un po' attenzionata anche perché col periodo estivo molti concittadini si recano in quella zona per il bagno. Per il pomeriggio non ho manifestazioni, ho una serale intorno alle 22:30, 23 sul Molo Audace, quindi alle ore 21 verrà interdetta l'area del Molo Audace e anche i pedoni verrà transennata per permettere questo spettacolo. Inoltre ricordo che l'area dell'antistante marittima delle rive è interdetta la sosta per la presenza della nave crociera, quindi un'utilizzazione di parcheggi nella zona riva. Ricordo sempre questa sera l'inversione del senso di marcia in via San Pasquale, in quanto la presenza del Trisco, e quindi dalle 20 alle 24 la via Marchesetti da San Pasquale e via dei Mille diventerà senso unico a scendere, quindi ribadisco, chi sale a via Marchesetti ha l'obbligo di svolta a destra in via dei Mille per poi proseguire verso la via San Pasquale. Una nota, ricordo che questa notte sono i fuochi di San Giovanni e quindi fare attenzione, abbiamo parecchie ordinanze che consentono questi fuochi in zone periferiche, quindi non spaventarsi, ci sono questi fuochi, c'è del fumo, però è tutto autorizzato, quindi non c'è da spaventarsi oppure da attivare i numeri di emergenza per questi fuochi. Benissimo. Inoltre ancora una cosa, ricordo il rifacimento segnaletica orizzontale in orario notturno, le ditte lavorano nella zona di Roiano Gretta, via Rossetti, via Valmaura, Servola, quindi in queste zone fare attenzione non solo dove si lascia il proprio veicolo, ma anche ai cantieri che in orario notturno sono un po' più pericolosi, quindi fare attenzione per questi lavori. Altre cose da segnalare non avrei, quindi restituirei la linea. Grazie, buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Una buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, prima di passare al prossimo servizio volevo dare una notizia perché permane il superamento della soglia d'attenzione di ozono a Trieste, 120 microgrammi per metro cubo d'aria di ozono atmosferico nel territorio di Trieste, permarrà sino a venerdì 27 giugno secondo le previsioni odierne di ARPA Friuli Venezia Giulia. Dunque il Comune, in base al piano d'azione comunale, invita i cittadini e le fasce più sensibili della popolazione in particolare ad adottare le precauzioni per limitare l'esposizione a questo inquinante. Insomma, la concentrazione di ozono è dovuta al mantenimento delle condizioni meteo sino alla sera di giovedì, quando dovrebbe presumibilmente piovere. Soggetti sensibili alla concentrazione sono bambini, anziani e chi svolge attività fisica all'aperto, lavoratori anche sportivi. Sono a rischio persone asmatiche o con patologie cardiologiche e polmonari. Dunque l'azienda sanitaria isontina Giuliana consiglia a queste fasce il rischio di evitare di svolgere attività fisica all'esterno e soprattutto nelle ore calde della giornata. Si consiglia poi a tutti un'alimentazione ricca di antiossidanti. È stata presentata nella sede della Fondazione CR Trieste la 17ª edizione del progetto di socializzazione per gli anziani che si protrarrà fino a febbraio 2026. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente della Fondazione Peroni. Professor Peroni, torna anche quest'anno, per quest'estate, l'iniziativa della socializzazione degli anziani da parte della Fondazione. Ci vuole illustrare il programma? Sì, sono 100 spettacoli teatrali in dialetto triestino, 30 concerti
in una ventina di case di riposo. Tra l'altro aggiungo una distribuzione di 400 abbonamenti del piccolo in quasi 70 case di riposo. Un impegno che la Fondazione ha assunto sin dal 2008 con grande convinzione, per una somma complessiva che ormai sfiora i 2 milioni, ma siamo molto soddisfatti della riuscita di questa iniziativa, perché, come ci testimoniano anche i partner che stamattina sono intervenuti qui in Fondazione a esporre i risultati di questa bellissima manifestazione, iniziativa nel tempo, c'è grande riscontro dalle case di riposo, grandi risultati in termini di socializzazione degli anziani anche con i giovani, perché ricordo che i concerti e in parte anche gli spettacoli teatrali vedono protagonisti giovani, e quindi c'è una bellissima, come dire, ricaduta in termini di dialogo tra generazioni, che fa bene agli anziani naturalmente, che sono i primi destinatari di questa iniziativa, ma fa anche bene dal punto di vista formativo ed educativo ai ragazzi. Questa è l'iniziativa dunque che non si limiterà all'estate, ma arriverà appunto fino a febbraio del 2026. Ora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. Riprendiamo il telegiornale con la cronaca. Incidente questa mattina poco dopo le 7 del mattino in via Carnaro, all'altezza della casa cantoniera. 2 veicoli si sono scontrati frontalmente. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco con i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores. La viabilità ha subito rallentamenti per permettere i rilievi, la pulizia della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati. All'arrivo dei soccorsi gli occupanti erano già usciti dai veicoli, ma sono stati comunque accompagnati in ospedale per accertamenti. A fuoco invece l'altro ieri sera un appartamento in via Rossetti. Sul posto pompieri, polizia locale, polizia di Stato, denunciato il proprietario dell'abitazione, ma le indagini proseguono. Il rogo sarebbe infatti doloso. Vediamo. È stato rintracciato nella notte e interrogato dalla polizia l'uomo di nazionalità italiana che ieri sera avrebbe appiccato l'incendio nel proprio appartamento in una palazzina di via Rossetti al Civico 15. Il soggetto, un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Momenti di terrore ieri sera dopo le 22:30, quando hanno cominciato a divampare le fiamme sprigionatesi dal secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco con l'autoscala per spegnere il rogo. Per permettere le operazioni, tutti gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso la strada. Secondo quanto appreso, come detto, sarebbe stato lo stesso proprietario dell'appartamento ad appiccare l'incendio. Poi l'uomo è fuggito dalla palazzina e poco dopo ha chiamato la polizia raccontando tutto. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e gli agenti si sono messi alla ricerca del 45enne, rintracciato alcune ore dopo e interrogato. Il proprietario dell'appartamento incendiato ha raccontato la sua versione alla polizia, che lo ha denunciato. Le indagini però proseguono, ancora al vaglio la posizione del 45enne. E rimangono ancora gravi purtroppo le condizioni della donna che è stata investita l'altro pomeriggio in zona di Viale D'Annunzio. Vediamo. Rimane gravissima in prognosi riservata la donna di 80 anni che ieri mattina è stata investita sulle strisce pedonali in Viale D'Annunzio. Un impatto violentissimo con un motociclo. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Cattinara. Secondo quanto appreso avrebbe subito un brutto trauma cranico con emorragie cerebrali. Di fatto l'anziana lotta fra la vita e la morte. Ieri mattina alle 11 l'incidente. Uno scooter e una moto che percorrevano Viale D'Annunzio si erano scontrate e uno dei 2 mezzi era scivolato sull'asfalto, centrando la donna che stava attraversando la carreggiata. All'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza la situazione era apparsa fin da subito molto grave. L'80enne era stata stabilizzata sul posto, intubata e portata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Danni lievi per i 2 centauri che sono stati dimessi quasi subito. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i pompieri, poiché a causa dello scontro moto e scooter avevano sversato olio motore sull'asfalto. La ricostruzione delle esatte dinamiche dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto anche per chiudere il tratto di strada interessato. Le indagini sono volte ad appurare eventuali responsabilità per quanto accaduto. Puntare su manifattura e industria connesse al porto è l'appello di Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, per rispondere alle crisi e trattenere i giovani sul territorio e puntare allo sviluppo di settori considerati fondamentali per Trieste. Vediamo.
che Trieste ha un problema strutturale rispetto a un settore come quello della manifattura e industria che via via si sta depauperando e via via vediamo il rischio della sostituzione di attività che producono, che fanno sostanzialmente prodotto, con attività della logistica che hanno però quelle caratteristiche. Servono risposte alla crisi del settore manifatturiero industriale di Trieste, risposte in termini di occupazione, attrattività, non da ultimo di sviluppo. È l'appello lanciato dal segretario provinciale della CGIL, Massimo Marega, ospite nei nostri studi. L'analisi punta a evidenziare come Trieste non possa fare a meno di questo settore. Noi non abbiamo nulla contro la logistica, però sappiamo che la logistica, anche per voce ad esempio dello stesso Zeno D'Agostino, ha una caratteristica che impiega sostanzialmente poco personale. Cioè il valore aggiunto della manifattura e dell'industria è che ha un moltiplicatore di attività e attiva una serie di altri settori sicuramente in maniera molto più alta rispetto a quello che fa la logistica e dal punto di vista occupazionale dà una miglior risposta. Quindi noi pensiamo che sia giunto il momento a Trieste di poter parlare in maniera seria, larga e predisporre dei tavoli anche istituzionali rispetto a quale futuro alla manifattura e industria a Trieste. Oggi siamo ampiamente sotto il 10% del PIL prodotto da parte di questo settore. Lavorare su manifattura e industria a Trieste anche per trattenere i giovani sul territorio e quindi evitare il fuggi dalla regione verso altre realtà più attrattive all'estero. Dunque la connessione con il porto per pensare a uno sviluppo industriale e manifatturiero integrato con il settore d'eccellenza di Trieste. Ecco, noi sulla linea prodotta diciamo dalla precedente gestione noi ci ritroviamo, io penso ad un porto che non necessariamente punti solo e esclusivamente ad aspetti commerciali, abbiamo visto oggi che c'è qualche problema rispetto alla movimentazione dei container eccetera, forse il futuro del porto non è solo dentro al porto, cioè ci sono altre attività che altri scali internazionali, penso Marsiglia eccetera, stanno mettendo in campo. Abbiamo alcune caratteristiche che ci possono fornire diciamo, la possibilità di investire anche in nuove tecnologie, anche all'interno naturalmente delle aree portuali e non. C'è tutto il tema delle aree retroportuali che sono estremamente interessanti. Io penso a un'integrazione insomma, fra la logistica integrata del porto, ma anche naturalmente rispetto alla trasformazione di prodotto, un po' come è successo ad esempio per la BAT. Va benissimo quell'operazione e le operazioni che noi auspichiamo. In tema di porto, oggi il commissario Gurrieri, intervistato a margine della manifestazione per presentare il dibattito pubblico sul molo ottavo, ha detto anche se si chiude Hormuz è un problema non soltanto per Trieste ma per tutti, lo ha detto appunto il commissario straordinario Antonio Gurrieri rispondendo a Trieste alle domande dei giornalisti sulle conseguenze della guerra in Iran, questo ha detto appunto ai nostri microfoni. Ora ci spostiamo a parlare del meteo perché sarà un'estate torrida a Trieste, temperature sono ancora in aumento, il punto allora con il previsore ARPA Osmer del Friuli Venezia Giulia Giuseppe Visalli. La situazione in questo momento, questo caldo ci darà tregua prima o poi? Ma allora, la situazione in questo momento vede ancora l'anticiclone di origine nordafricana presente su tutto il Mediterraneo, quindi comprende anche il nord Italia, e quindi determina l'afflusso di correnti secche e anche calde, progressivamente più calde verso la regione. La situazione per la prossima settimana vedrà un ulteriore aumento delle temperature con valori non eccezionali, ma comunque piuttosto calde per il periodo, con caldo che diverrà ulteriormente piovoso. La giornata di domani, quindi lunedì, vedrà un passaggio di una coda di un fronte che passerà principalmente sull'Europa centrale, quindi si avrà qualche temporale sulla zona montana che potrà sconfinare verso la pianura, però non è previsto un ricambio d'aria, quindi non è previsto un calo termico. Successivamente l'anticiclone si rinforzerà soprattutto appunto da martedì, con temperature che raggiungeranno il picco probabilmente tra mercoledì e giovedì, quando sulla pianura si potrebbero raggiungere i 34-35 gradi, forse anche localmente 36, sulla costa invece si raggiungeranno i 32-33 gradi. Sarà un caldo più afoso con tassi di umidità che aumenteranno, quindi il disagio sarà moderato su pianura e sulla costa. Poi venerdì è previsto invece l'arrivo di un altro fronte, ancora c'è molta incertezza, ma le temperature potrebbero diminuire leggermente nuovamente a causa di qualche temporale, poi però successivamente nel fine settimana le temperature riprenderanno ad aumentare, quindi il caldo non mollerà facilmente la presa. Possiamo fare un punto proprio su Trieste?
Ma allora, sostanzialmente per i prossimi giorni, brevemente, domani, cioè lunedì, avremo a Trieste bassa probabilità di piogge, i temporali dovrebbero appunto fermarsi sulla pianura friulana, quindi l'estate sostanzialmente continuerà ininterrotta. Poi appunto nel corso dei giorni successivi il caldo aumenterà anche lì, le temperature massime probabilmente raggiungeranno i 32-33 gradi, ma sarà di notte che le temperature aumenteranno di più perché le minime probabilmente tra mercoledì e giovedì non scenderanno al di sotto dei 25-27 gradi, quindi la sensazione di disagio da caldo, pur non essendo eccezionale, comunque sarà significativa, soprattutto appunto di notte. Poi probabilmente i temporali di venerdì e sabato potrebbero raggiungere anche Trieste, dando un lieve sollievo appunto dal caldo, ma che sarà temporaneo perché le temperature, come detto prima, tenderanno di nuovo ad aumentare nel fine settimana successivo. E allora, come combattere il caldo e l'afa in arrivo? Ecco i consigli degli esperti. Emergenza caldo. La temperatura ha raggiunto picchi oltre la norma del periodo e la colonnina di mercurio è destinata a registrare un'ulteriore impennata nei prossimi giorni, quando si potrebbero sfiorare i 35-36 gradi e oltre. A contribuire al disagio anche le giornate in cui si è evidenziato il superamento della soglia di attenzione di ozono atmosferico causato dalle emissioni di gas inquinanti in presenza di forte radiazione solare. L'afa e le alte temperature, si capisce, creano fastidi e purtroppo a volte possono essere pericolose, motivo per cui, come ogni anno nei mesi più caldi, è utile ricordare i consigli degli esperti per evitare problemi. I consigli per ridurre il più possibile le sofferenze per il caldo sono sempre gli stessi: evitare di esporsi al caldo e al sole diretto e uscire di casa nelle ore più fresche, assicurare un adeguato ricambio di aria in casa e agevolare la ventilazione naturale, mantenere le stanze fresche schermando le finestre esposte al sole, chiudere le finestre durante il giorno e aprirle nelle ore più fresche della giornata, evitare alcolici, preferire cibi che contengano molta acqua come frutta e verdura, proteggere gli occhi con occhiali da sole e adoperare creme solari ad alta protezione, indossare abiti in fibre naturali, lino o cotone e indumenti traspiranti, meglio se di colore chiaro. Evitare l'attività sportiva all'aperto o comunque nelle ore più calde. Regole che valgono per tutti, ancor di più per le persone anziane, quelle con patologie e bambini piccoli. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Bentornati in diretta in questo nostro approfondimento serale. Allora abbiamo in studio il nostro collega Gianluca Paladin. Buonasera Gianluca, Buonasera Laura. Grazie di essere qui dopo una giornata intensa di lavoro per seguire l'udienza di incidente probatorio di Claudio Sterpin nell'ambito del caso Resinovic. Oggi era la giornata, è stata davvero una giornata impegnativa per te, per tutti i colleghi che hanno seguito questa vicenda, perché l'incidente probatorio è durato circa 5 ore, no? Sì. C'è stato insomma un po' di più di 5 ore. Un po' più di 5 ore, insomma. Come è andata intanto? È iniziato presto questa mattina? È stato presto questa mattina, prima del solito tutto quanto, perché l'appuntamento in aula era alle 9:30, però i protagonisti ovviamente di questa vicenda sono arrivati molto prima e poi hanno atteso nei corridoi del Palazzo di Giustizia di entrare in aula. Quindi c'erano davvero tutti, Laura, c'era Sebastiano Visintin con i propri avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, c'era naturalmente Claudio Sterpin pronto a testimoniare la sua testimonianza per essere assunta come prova, insieme al suo avvocato Giuseppe Squitieri, nominato da non troppo tempo, insomma. E poi c'erano le altre parti, i consulenti delle parti e ovviamente anche gli avvocati Federica Obizzi e Antonio Costa,
Cozza, Obizzi, avvocato per la famiglia Resinovic, in particolare Veronica, la nipote di Liliana, e Cozza invece, Antonio Cozza, segue Silvia Radin, che è la cugina di Liliana. Si rischia anche di fare confusione perché sono davvero tanti i protagonisti che ruotano attorno alla vicenda. E cosa è emerso? Beh, di fatto Sterpin non ha fatto altro che confermare quello che ha sempre detto in TV, sui giornali, in questura, il giorno in cui andò a denunciare la scomparsa di Liliana ancora nel 2021, e quindi lui ha detto a noi che ha ripetuto e ha confermato le cose che già sappiamo, quindi noi deduciamo che abbia rimarcato il fatto che secondo lui Sebastiano sa tutto, in qualche modo implicato nell'omicidio, ma ci sarebbe in concorso con altre persone, che Sebastiano conosceva magari la storia tra lui e Liliana da mesi, se non addirittura da anni. E lo sappiamo per deduzione perché di fatto, come abbiamo sentito nel nostro telegiornale, non è che ci abbia risposto esattamente nel merito delle domande, perché di fatto l'incidente probatorio è coperto da segreto istruttorio. Chiaro. E non essendo pubblica l'udienza, infatti noi giornalisti eravamo tutti fuori, tecnicamente non si può rivelare nulla, anche se di fatto quel che abbiamo capito è che Sterpin non ha fatto altro che ripercorrere ogni singolo momento di questa vicenda, non dalla scomparsa di Liliana e basta, ma anche dalla vita precedente, no? La sua conoscenza con Liliana negli anni, la sua conoscenza, a quanto pare forse anche con Sebastiano, dopo che sono uscite quelle foto dal famoso hard disk, che anche noi in redazione ci interrogavamo su questo. No? Su questo, infatti adesso abbiamo visto anche arrivare proprio il marito, che è l'unico, ricordiamo, l'indagato, no? per l'omicidio di Liliana Resinovic. Ecco, lo vediamo proprio in questo momento, in queste immagini. Era presente anche lui a questo importante appuntamento al Tribunale di Trieste. Dicevamo appunto questi 5 hard disk con all'interno le fotografie che Sebastiano avrebbe affidato a un amico, no? Subito dopo la scomparsa da casa della moglie, dalla casa di Via Verrocchio e a San Giovanni, e da queste foto probabilmente potrà venire qualche novità rispetto a quello che già si sa, però ancora non lo sappiamo. Esatto, novità nei rapporti tra queste persone che ruotano intorno alla vicenda. Adesso bisogna capire come intenderà procedere la procura. Naturalmente il GIP Flavio Mangiante dovrà decidere sulla valenza delle dichiarazioni rese oggi a Sterpin, quindi non è che adesso la sua testimonianza viene automaticamente assunta come prova, c'è bisogno della valutazione del GIP e anche poi della valutazione del pubblico ministero su come eventualmente procedere. È chiaro che la procura, secondo me, vorrà sicuramente un rinvio a giudizio prima o poi. Bisogna capire se il giudice riterrà che gli elementi a disposizione sono sufficienti a suffragare tutto ciò. Probabilmente si andrà verso un processo indiziario, no? Non abbiamo un'immagine, una foto di qualcuno che ha ucciso Liliana, scusate se sono esplicito, ma è per far capire a tutti i telespettatori, ma se tutti gli elementi convergono su Sebastiano Visintin, allora la procura potrebbe chiedere il rinvio a giudizio e poi tutta la partita si giocherà nella vera e propria fase dibattimentale. Certo è che di interessante, Laura, è che c'è stato un piccolo faccia a faccia tra Sterpin sì, l'abbiamo così sentito anche nelle tue cronache, no? Durante il telegiornale dell'ora di pranzo, ad esempio. Poi sì, un faccia a faccia, 2 scintille, nulla di che. Adesso non voglio ingigantire quello che magari, non voglio dire cose che non sono successe. Sostanzialmente, incrociandosi, Sebastiano ha detto a Claudio, esigo rispetto per Liliana, ha detto una cosa del genere, voglio rispetto per Liliana. Claudio ha tirato dritto, è entrato in tribunale, poi è Claudio stesso che ha spiegato dal suo punto di vista il perché di quelle parole di Sebastiano, appunto per le descrizioni che Claudio stesso faceva del suo rapporto intimo con Liliana. Adesso parliamoci chiaro, noi molto rispettosamente l'abbiamo sempre chiamato l'amico intimo, l'amico del cuore. Di fatto dire che era l'amante
stando alle parole di Sterpin ovviamente. Certo, ce l'ha detto anche qualche volta. Appare insomma, più che chiaro, insomma, ci sono dei messaggi tra di loro, delle telefonate inequivocabili, ma al di là di questi aspetti che rischiano di sfociare molto nel gossip, a noi interessa la cronaca giudiziaria, in questo caso la cronaca in senso stretto, e adesso vedremo, Laura, vedremo se questo incidente probatorio di fatto avrà raggiunto il suo scopo per il PM, cioè assumere la prova, vedremo se verranno anche gli altri due celebrati. Sappiamo che sia i Bevilacqua, i legali di Sebastiano Visintin, che di nuovo la PM Iozzi vogliono ulteriori accertamenti, i primi sul cadavere di Liliana e il PM Iozzi invece per ripetere le analisi sui reperti. Sui reperti che già ci sono, insomma. Facciamo un piccolo passo indietro, vogliamo spiegare perché è importante, no, questa acquisizione della testimonianza da parte proprio di Claudio Sterpin, che sappiamo insomma ha una certa età, ha condizioni di salute che non sono proprio ottimali, quindi era importante avere questa testimonianza, ma è importante anche la questione che dicevamo prima delle fotografie, perché in realtà il marito di Liliana ha sempre detto di non aver mai saputo che che Claudio e Liliana fossero amici o si frequentassero, fossero amanti, no? Ha sempre sostenuto fin dall'inizio della sua scomparsa questa tesi, quindi è importante sapere se poi magari nel materiale fotografico e nelle dichiarazioni che poi ha reso oggi proprio Claudio Sterpin ci sia invece qualcosa di diverso. Sì, le foto sono un po' circolate, si vedevano comunque Claudio Sterpin e Liliana assieme, quindi insomma è chiaro che tutto fa pensare. L'importanza che sottolineavi tu dell'udienza di oggi è che appunto Sterpin, in qualità della sua età, 86 anni, e ovviamente anche di alcuni problemi di salute che purtroppo ha, lo ha reso noto lui stesso, era urgente congelare la sua testimonianza, assumerla come prova per renderla già disponibile in fase dibattimentale. Perché? Perché se no quello che oggi in aula ha detto Sebastiano, il giudice l'avrebbe potuto scoprire solo in fase di processo. Però, adesso è brutto da dire, però qualora Claudio Sterpin non dovesse arrivare a quel processo, può essere impossibilitato magari anche per qualsiasi motivo, non si potrebbe sentire cosa da dire e come dire, assumerlo come prova. Ora però tutto quello che viene detto è anche nella disponibilità degli avvocati di Sebastiano Visintin, che hanno accesso ormai a tutto il materiale, quindi è una garanzia per tutti, se così possiamo dire. Questo è il motivo dell'importanza della giornata di oggi, in una vicenda che, lo diciamo sempre, si sta trascinando da più di 3 anni, no? Lo ricordiamo, la signora Liliana è scomparsa il 14 dicembre del 21, quindi siamo ormai più di 3 anni e mezzo, più di 3 anni e mezzo, insomma, che questa vicenda ormai si trascina. Questo ha a che fare un po' con i tempi della giustizia, ma anche un po' come è stata condotta assolutamente questa sì, indagine, ci sono state delle evidenti carenze all'inizio, ci sono state, diciamolo, una richiesta di archiviazione per suicidio, c'è stato un giudice, in quel caso il GIP Dai Notti, che ha detto no, rifate tutto da capo. Sono casi difficili, magari bisogna avere sempre fiducia nella giustizia e di come operano gli indagatori, però è chiaro che evidentemente qualcosa è stato rallentato all'inizio e adesso siamo alla rincorsa, bisognerà vedere cosa davvero in mano la procura e poi il ruolo dei personaggi che ormai sono molto noti. È vero, sono molto noti un po', c'erano anche tanti colleghi di livello nazionale. No? Era un caos, Laura, era un caos, faceva caldo, eravamo stanchi, 5 ore e mezzo senza mangiare, senza bere, con un caldo incredibile perché in tribunale non c'era l'aria condizionata, finestre aperte, ma tanto calore umano, no? Tante persone vicine tra di loro, è stato faticoso, non vedevamo l'ora che finisse, ma era giusto rimanere là, fare il nostro mestiere. E che ne dica qualcuno che ogni tanto magari non ha voglia della presenza di troppi giornalisti intorno, però noi siamo la voce del popolo e arriviamo dove i cittadini magari non possono arrivare, quindi insomma è il diritto di cronaca e giustamente eravamo là. Eravamo là presenti appunto con i nostri servizi, con le nostre telecamere, con la tua presenza per certificare insomma questo avvenimento nel corso di queste udienze che poi speriamo appunto ci portino a un risultato finale, perché
perché questo è quello che ci si aspetta. Prossimi passaggi ti chiedo ancora, poi insomma chiuderemo. Quali saranno i prossimi passaggi? Ragionavamo con l'avvocato Squitieri, Giuseppe Squitieri, l'avvocato di Claudio Sterpin, su questo, perché adesso intanto valuterà il giudice questo esame delle dichiarazioni di Sterpin, probabilmente la prova verrà assunta, dopodiché bisogna capire se verrà accettata la richiesta di incidente probatorio dei Bevilacqua, che vogliono ripetere esami medico-legali sulla salma di Liliana, e quella dello stesso PM Iozzi, i famosi 15 punti, da rianalizzare tutto quanto, tutti i reperti, dalla suola delle scarpe di Liliana, il cordino che le legava al collo, ai vestiti, insomma rifare completamente da capo tutto quanto. In quel caso verrebbe nominato un nuovo perito e ripartirebbero. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Laura, se ci sarà un processo, chissà, nel 2026, nel 2027... Anche per sapere un po' le tempistiche, quelle sono abbastanza, è abbastanza difficile conoscerle, sì, no? Perché assolutamente, insomma, vediamo se arrivano delle risposte in autunno su queste cose, ma se no svolteremo con l'anno nuovo ancora con tante domande. Tante domande ancora senza risposta, e forse qualche dato in più, però questo sicuramente, insomma, da tutta questa fase dibattimentale che stiamo vivendo in questo momento. Allora io ti ringrazio, ti lascio andare a riposare. Grazie a te, Laura. Una giornata difficile, e ringrazio anche tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata a tutti. Udienza di incidente probatorio a Trieste sul caso Resinovic. Per 5 ore Claudio Sterpin, amico intimo di Liliana, ha fornito la sua versione dei fatti. Oltre 20.000 accessori da fumo sequestrati perché venduti abusivamente a un negozio sanzionato per aver venduto nicotina a un minorenne. Doppia operazione della polizia locale. Con anticipo di un mese l'assessore al bilancio del comune Bertoli ha portato in giunta l'assestamento finanziario che rende subito disponibili circa 14 milioni di euro. Parte la procedura di dibattito pubblico per la prima volta in regione sul progetto del molo ottavo del porto di Trieste, opera da quasi 316 milioni di euro. Spuntano a Muggia poster che criticano la decisione della giunta Polidori di privatizzare la casa di riposo. L'assessore al bilancio Mariucci a Tele4: sono fake news. Con oltre 2.300 interventi nel 24 e tempi d'attesa ridotti, l'ortopedia di Cattinara si conferma un centro d'eccellenza per la cura dei traumi e delle patologie muscolo-scheletriche. Presentata nella sede della Fondazione Cere Trieste la 17ª edizione del progetto di socializzazione anziani che propone spettacoli e concerti nelle case di riposo. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Dunque oggi la giornata dell'udienza di incidente probatorio nel caso Resinovic. Per 5 ore Claudio Sterpin, amico intimo di Liliana Resinovic, ha fornito la sua versione sui fatti che ruotano attorno alla morte del 63enne di via Verrocchio. Vediamo il primo servizio di Gianluca Paladin. Come hai visto Sebastiano in aula? Niente, non l'ho guardato per niente. C'era Sebastiano in aula? Come è andato all'ingresso? Vi siete niente, zero. Lui cosa ti ha detto all'ingresso? Zero. Ha chiesto di non parlare. Ecco, brava, infatti L'ha non chiesto parliamo. lei proprio? No, le ha chiesto lei, ha detto non occorre che... infatti. Tu rimani convinto che Sebastiano sappia tutto, che Liliana sia stata uccisa da più persone? Io rimango convinto di quello che ho detto fino a ieri, punto e basta. No? Più di 5 ore in aula per chiarire le sue dichiarazioni sul caso della morte di Liliana Resinovic, dichiarazioni che verranno assunte come prove in vista del possibile processo. È iniziata alle 9:30 l'udienza di incidente probatorio di Claudio Sterpin, l'amante di Liliana, alla presenza di tutte le parti coinvolte. Sterpin, assistito dal proprio avvocato Giuseppe Squitieri, ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante e a Ilaria Iozzi, il pubblico ministero che aveva fatto richiesta di incidente probatorio. All'udienza ha partecipato anche il procuratore capo
Patrizia Castaldini. Claudio ha ripercorso tutta la vicenda, dal rapporto con Liliana alle circostanze della sua morte. Sterpin ha continuato a rimarcare quello che ha sempre sostenuto. Claudio, cosa ti fa pensare che Sebastiano sappia tutto e che più di una persona abbia intercorso a questo omicidio? Cosa te lo fa pensare davvero? Ma niente, per conto mio è difficile che una persona sola o pochi abbiano potuto combinare tutto questo disastro. Ma c'è un elemento che te lo fa credere in maniera concreta? Ma non voglio parlare di elementi, cioè ognuno si fa le proprie congetture, io mi sono fatto le mie e non posso dirle. Però lei perché, ha un'idea precisa, l'ha sempre detto. Ma tutti hanno un'idea precisa. Di certo Sebastiano sa. Ma bisogna chiederlo sempre a lui, non a me. In aula anche gli avvocati di Sebastiano Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, oltre a Visintin stesso, e gli avvocati Federica Obizi e Antonio Cozza, rispettivamente legali della famiglia Resinovic e di Silvia Radin, cugina di Liliana. Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, e i suoi avvocati hanno preferito non parlare alla fine dell'udienza. Sebastiano, come stai? No. Possiamo andare? Com'è andata? No, lo dovete chiedere al pubblico ministero, non a noi. È andata come doveva andare. Per piacere. Chiuso? Grazie. Ma prima dell'ingresso in tribunale il faccia a faccia fra Claudio e Sebastiano c'è stato. Visintin ha chiesto rispetto per Liliana, Sterpin ha tirato dritto ed è entrato in Palazzo di Giustizia. Perché lui ha girato a suo favore il fatto che io ho dichiarato, e lo dirò in eterno, che io e Lili facevamo l'amore tenendoci per mano e guardandoci nell'occhio, io da una parte e lei dall'altra del tavolo. Quello è far l'amore per me. Per lui invece sono tutte quelle altre cose che abbiamo imparato da ragazzini. È vero che Sebastiano sapeva della vostra relazione? Ancora prima, da mesi, da anni forse? Probabilmente sì, ma sempre avanti anche questo bisogna chiedere a lui. Io considero di sì, però. Il giudice per le indagini preliminari valuterà come procedere a seguito delle dichiarazioni di Sterpin, attesa anche una decisione sulle altre 2 richieste di incidente probatorio. Ancora il PM Ilaria Iozzi aveva formulato richiesta di ripetere le analisi su tutti i reperti del caso. Gli avvocati Bevilacqua invece puntano su nuovi esami medico-legali sulla salma di Liliana. Una cosa è certa, il caso è ancora lontano da una conclusione. Il testimone ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero, della parte offesa e della difesa, ha risposto a tutto, lo ha spiegato la procuratrice capo di Trieste Patrizia Castaldini parlando con i cronisti al termine dell'incidente probatorio durante il quale è stata assunta appunto la testimonianza di Claudio Sterpin in merito all'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. A chi le chiedeva se l'udienza fosse stata utile ha risposto penso di sì e in generale si è definita soddisfatta. E le parole ora di Giuseppe Squitieri, avvocato di Claudio Sterpin, dopo l'udienza a Fiume di oltre 5 ore al Tribunale di Trieste. È stata fatta una lunghissima serie di domande da parte del pubblico ministero, molto diciamo in maniera proprio esauriente, in modo tale che è stata ricostruita proprio anche nel contraddittorio delle parti, è stata ricostruita, mi è sembrato lucido, mi è sembrato insomma che ci fosse una lucidità insomma che traspariva da parte di Sterpin, che poi alla fine è stato per tanto tempo sottoposto insomma, al fuoco incrociato delle domande ed è stato indicativo. Però comunque ecco, possiamo dire che soltanto che lui ha ripercorso con una fitta serie di domande dice quelle che erano le sue risultanze e le sue intenzioni. Ma c'è un elemento nuovo che è emerso? Non c'è nessuna, a mio giudizio non esiste elemento di novità, è stato ricostruito tutto, perché ricordiamo che questo è un mezzo di prova che sostituisce totalmente quelle dichiarazioni che c'erano state prima ed è stato, lui le ha rese con tranquillità nel contraddittorio anche serrato delle parti, però giusto e corretto. E ora succederà che questo è alla valutazione del pubblico ministero e poi diciamo anche c'è anche l'altra situazione, quella richiesta dalla procura in ordine agli accertamenti tecnici, genetici, dattiloscopici e altro, che attende di essere eventualmente approvata con le forme dell'incidente probatorio. O meno. Visintin adesso non si sa la fase del processo quale andremo ad affrontare. Visintin dovrà poi decidere la procura
con tutte le carte che ha a disposizione, anche quelle che noi non conosciamo, dovrà decidere poi che cosa effettivamente fare, cioè se richiedere archiviazioni oppure rinviare a giudizio, oppure chiedere il rinvio a giudizio nell'udienza preliminare. In caso sarà un processo indiziario, ovviamente. È processo indiziario, non sappiamo tutto il materiale che ha la procura, non possiamo saperlo perché è segretato, che è giusto non saperlo, però comunque voglio dire, se la procura riterrà opportuno procedere con la richiesta con l'esercizio dell'azione penale, significherà che evidentemente qualcosa l'ha in mano. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Incidente questa mattina poco dopo le 7 in via Carnaro a Trieste, all'altezza della casa cantoniera. 2 veicoli si sono scontrati frontalmente, sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco con i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores. La viabilità ha subito rallentamenti per permettere i rilievi, la pulizia della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati. All'arrivo dei soccorsi gli occupanti erano già usciti dai loro veicoli, ma sono stati comunque accompagnati in ospedale per accertamenti. Sequestro di 20.000 articoli da fumo venduti abusivamente e negozio sanzionato per la vendita di nicotina a un minorenne. Sono i risultati della doppia operazione della polizia locale. Vediamo. Doppio intervento della polizia locale relativo a controlli riguardanti la vendita di tabacchi su tutto il territorio comunale. Il nucleo di polizia commerciale, a seguito di un sospetto via vai di giovanissimi all'interno di una rivendita di accessori da inalazione per sigarette elettroniche, ha controllato e accertato la vendita di un flacone di liquido contenente nicotina a un minore di 18 anni, sanzionando di conseguenza il titolare dell'attività. La vendita di tali prodotti è appunto vietata ai minorenni, in quanto può portare potenziali rischi alla salute dei più giovani. Inoltre gli agenti qualche giorno dopo hanno portato a termine un'altra importante operazione contro l'abusivismo commerciale, sequestrando 20.662 accessori da fumo risultati essere privi delle necessarie autorizzazioni per la vendita. Gli operatori infatti durante un controllo commerciale di routine presso un esercizio situato nel centro città hanno riscontrato la vendita di una vasta gamma di articoli per il fumo, specialmente cartine, nascosti sotto il registratore di cassa, per i quali il titolare non era in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. La merce, quindi venduta abusivamente, è stata immediatamente posta sotto sequestro, togliendola così dal mercato. 5 automobilisti denunciati per guida in stato d'ebbrezza in oltre 800 controlli. Sono i risultati dell'attività dei carabinieri di Duneo Aurisina nel weekend. Vediamo. I carabinieri di Aurisina hanno denunciato in stato di libertà nel fine settimana appena trascorso 6 persone, in quanto ritenute responsabili di aver violato il codice della strada. 5 conducenti sono stati fermati in stato di ebbrezza con valori di tasso alcolemico superiori ai limiti consentiti dalla legge. La 6ª persona invece si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti. Tutti i denunciati, residenti sia in provincia di Trieste che nei territori limitrofi, hanno tra i 22 e i 40 anni. Durante il fine settimana i militari dell'Arma hanno identificato oltre 800 persone e controllato 270 veicoli. Solo nel mese di giugno, nell'ambito dei controlli posti in essere nell'altipiano e lungo le località costiere, sono già 15 le persone a cui è stata ritirata la patente. Durante i controlli è stato anche individuato e tratto in arresto un 45enne di nazionalità romena, ricercato dal 2021, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma per vari reati di furto commessi nella capitale. Sempre durante i controlli sono stati fermati 2 cittadini rumeni residenti a Verona, ex conviventi che viaggiavano insieme. Tuttavia l'uomo, un 38enne, aveva ancora in atto il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Con un gioco d'anticipo di un mese, l'assessore al bilancio Everest Bertoli ha portato oggi in giunta comunale l'assestamento finanziario che rende subito disponibili circa 14 milioni di euro. Bertoli poi non ha perso l'occasione per pungere un po' l'opposizione. Sentiamo.
Giocare d'anticipo è uno dei mantra dell'assessore al bilancio del comune di Trieste Everest Bertoli, che rispetto alla scadenza del 31 luglio ha portato oggi in giunta un assestamento di bilancio che rende subito disponibili circa 14 milioni di euro, composti in parte dall'avanzo e da una serie di entrate tributarie di altra natura. Il loro impiego spazia da interventi sul mondo della scuola a quelli della cultura, eventi, servizi sociali comunali e verde pubblico. Sono una bella importante cifra che permette di riattivare immediatamente la spesa corrente. Ne facciamo l'esempio, sono 2.800.000 euro che li dedichiamo alle attività culturali, alla promozione delle attività culturali del Comune di Trieste, così come la realizzazione di Natale, che è uno degli eventi importanti di questa città, 2 milioni per sostenere ulteriormente i servizi sociali del Comune di Trieste, ma anche 524.000 euro sul verde pubblico, 1.800.000 euro per i teatri comunali, 900.000 euro per le strutture sportive e altre voci più piccoli, ma non meno importanti per questo. 900.000 euro per il servizio scuole e biblioteche, 14 milioni che dal 1° luglio saranno a disposizione per l'economia cittadina e soprattutto per promuovere le attività e le iniziative che la nostra amministrazione sta mettendo in campo. Come detto, parte di questi denari sono presi dall'avanzo di bilancio che ora conta in cassaforte ancora 25 milioni circa. Bertoli a riguardo sta tracciando le modalità su come saranno resi disponibili questi fondi, cogliendo l'occasione per criticare l'atteggiamento considerato ostruzionistico dell'opposizione. L'impiego di questo tesoretto difatti sarà mirato ad evitare lunghe discussioni. Subito dopo questa delibera arriveranno una serie di altre variazioni con gli strumenti che la legge ci consente, visto che in Consiglio Comunale l'opposizione ha voglia di parlare per ore e ore e ore ripetendo gli stessi concetti sulla cabinovia. Sono 25 milioni importanti con i quali finanzieremo l'acqua marina piuttosto che Piazza Unità, ma piuttosto anche la scuola, le strade, tutti investimenti in conto capitale, perché la città ha bisogno di andare avanti, perché la città ha bisogno di non restare prigioniera di una opposizione ideologica. Parte la procedura di dibattito pubblico per la prima volta in Friuli Venezia Giulia sul progetto del Molo Ottavo del porto di Trieste. Si tratta di un'opera da quasi 316 milioni. Vediamo. Il progetto del nuovo Molo Ottavo del porto di Trieste entra nel vivo con la fase del dibattito pubblico che scatta oggi. Previsto dal Codice degli Appalti, obbligatorio per investimenti sopra i 200 milioni, lo strumento si applica per la prima volta in Regione per un'opera che vale complessivamente quasi 316 milioni di euro, 207 coperti da fondi pubblici e 109 da privati. Questa è una pillola di ottimismo che noi abbiamo nel nostro porto e gli operatori, non solo quelli del porto, ma anche le industrie e gli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia avranno una risposta. Il dibattito pubblico dà la possibilità a enti, istituzioni, associazioni, ma anche a singoli cittadini di intervenire con proposte e osservazioni per consentire di migliorare il progetto, in questo caso proposto dalla stessa autorità portuale con HALA, Logistica Giuliana e ICOP. Sì, questa è una procedura prevista appunto dal Codice degli Appalti e in pratica si svolge con degli incontri pubblici e anche con degli incontri tecnici, però i cittadini sono invitati a presenziare questi incontri pubblici, saranno 4 nel corso di un mese. E poi un altro modo per partecipare è appunto quello di produrre eventuali documenti, memorie, proposte o osservazioni o contributi vari anche in forma scritta. La cosa interessante è che appunto questa procedura non dura molto, nel senso che farà in 60 giorni raccoglie tutte le osservazioni che vengono dal territorio da parte di vari soggetti, appunto anche dei cittadini singoli o da gruppi organizzati, e porterà appunto alla realizzazione di una relazione finale in cui tutti questi contributi saranno appunto presi in considerazione. Il nuovo terminal container, una volta realizzato, avrà una capacità di movimentare fino a 1,6 milioni di TEU l'anno e sarà dotato di tecnologie avanzate. Se si chiude Hormuz è un problema non soltanto per Trieste ma per tutti, lo ha detto oggi il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale Antonio Gurrieri rispondendo a una domanda sulle conseguenze della guerra in Iran. Vediamo. Quali invece potrebbero essere le ripercussioni della crisi adesso con l'Iran sul porto di Trieste? Speriamo proprio che non peggiori, perché se ci chiudono il corridoio quello sbagliato, insomma,
Ecco perché siamo attenti e siamo particolarmente attenti, devo dire, a tutte le dinamiche che si stanno svolgendo per avere la soluzione A, B o C, perché non c'è una sola soluzione, perché si chiude Hormuz è un problema. Però non è un problema soltanto per Trieste, è un problema per tutti. Io mi auguro che le cose si risolvano pacificamente il più presto possibile e noi diciamo già siamo stati resilienti anche quando si era chiuso il canale di Suez per il problema degli Houthi, cioè noi siamo in continuo movimento e dobbiamo essere attenti ad essere in continuo movimento mentale e dinamico, commerciale, in ogni senso e operativo per creare gli antidoti. Questo è. Così il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale Antonio Gurrieri, rispondendo sulle conseguenze della guerra in Iran sul porto di Trieste. Secca invece la replica sul caso della rimozione dell'ex segretario generale dell'Authority Torbianelli. No, non ci sono novità perché io sono silenzioso perché faccio gli interessi del porto e quindi noi non possiamo parlare di altre cose oggi. Può darsi che domani sì, ma oggi no. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Nell'ambito delle iniziative intraprese dall'Italia per il contenimento dell'immigrazione irregolare proveniente dalla rotta balcanica, il contrasto al traffico di esseri umani e il rafforzamento della sicurezza interna, lo scorso 16 giugno la Polizia di Stato ha avviato un servizio di pattugliamento trilaterale tra Italia, Croazia e Slovenia nell'area di confine croato-bosniaca di Cetingrad. L'iniziativa è nata nell'ambito del format trilaterale che da un anno e mezzo circa vede i ministri dell'interno di Italia, Croazia e Slovenia incontrarsi periodicamente per rafforzare la cooperazione regionale a tutela proprio dello spazio Schengen. L'attività prevede una pattuglia mista composta da un operatore di polizia per ogni paese partecipante, con turnazioni nell'arco delle 24 ore a bordo di un autoveicolo croato oppure anche in forma appiedata quando ce n'è necessità. L'iniziativa vedrà un periodo di sperimentazione di 3 mesi e si incardina nel contesto del deterioramento della cornice di sicurezza in Europa a seguito della crisi in Medio Oriente e in Ucraina, che ha portato a diversi stati dell'Unione Europea, tra cui appunto l'Italia e la Slovenia, a ripristinare i controlli alle frontiere interne. Spuntano a Muggia dei poster murali che criticano la decisione della giunta Polidori di privatizzare la casa di riposo. L'assessore al bilancio Mariucci però non ci sta, dice sono fake news, riferisce oggi a Tele4. Vediamo. Sono manifesti murali che sono comparsi a Muggia negli ultimi giorni, dove dicono che in sostanza il sindaco Polidori, la giunta e la maggioranza di centrodestra vogliono privatizzare la casa di riposo. Io lo dico qui e poi sicuramente ci sarà qualcuno che lo dirà meglio di me. Io lo dico qui, la notizia è questa è una fake news. È una panzana allucinante, passatemi questo termine per non usarne altri, è una panzana allucinante. Chi ha fatto quel manifesto dovrebbe chiedere scusa non a noi dell'altra parte politica, dovrebbe chiedere scusa a tutti i muggesani. Si è espresso così l'assessore al bilancio del comune di Muggia Andrea Mariucci dopo aver notato in giro dei poster murali che portano la firma del circolo del Partito Democratico muggesano in piena critica contro la privatizzazione della casa di riposo, una posizione che l'esponente della giunta Polidori bolla come fake news. Da qualche parte però deve esserci stata una visaglia per far scattare questo messaggio. L'assessore di fatti spiega la situazione. Il servizio è erogato in termini pubblici. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto una riflessione ancora a livello embrionale, ma ancora a livello embrionale stiamo analizzando quelli che sono i costi di una struttura che ormai è antifunzionale perché è una struttura su più piani, laddove i costi di esercizio sono in rosso, in negativo da tanti anni, con delle cifre anche di centinaia di migliaia di euro di spesa corrente. Stiamo vedendo se c'è un modo più funzionale, più efficace ed efficiente di spendere risorse per un servizio che resterà sempre pubblico. Ecco, stiamo valutando l'ipotesi di, ne parlava forse anche il sindaco anche in questo studio, stiamo vedendo se ci sono delle alternative, punto, ma per un servizio che rimarrà sempre pubblico e sempre con l'asticella della qualità della casa di riposo di Muggia, asticella che vogliamo ancora più alta.
E continueremo sicuramente a parlarne anche nella puntata di domani mattina di Sveglia Trieste, perché avremo ospite in studio il capogruppo del Partito Democratico, quindi dell'opposizione a Muggia, Francesco Bussani. Poi avremo invece l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Prima di passare al prossimo servizio una notizia, perché permane il superamento della soglia da tensione 120 microgrammi per metro cubo d'aria di ozono atmosferico nel territorio di Trieste e permarrà fino al venerdì 27 giugno secondo le previsioni odierne di ARPA. Dunque il Comune, in base al piano d'azione comunale, invita i cittadini e le fasce più sensibili della popolazione in particolare ad adottare le precauzioni per limitare l'esposizione a questo inquinante. Quindi l'azienda sanitaria dice di evitare di svolgere attività fisica all'esterno, soprattutto nelle ore più calde della giornata, e si consiglia a tutti un'alimentazione ricca di antiossidanti, vitamina C e selenio. Con oltre 2.300 interventi nel 2024, restiamo in tema di salute e tempi d'attesa ridotti, l'ortopedia di Catinara si conferma un centro d'eccellenza per la cura dei traumi e delle patologie muscolo-scheletriche. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. È stato fatto oggi il punto sull'attività ortopedico-traumatologica dell'ospedale di Catinara nel corso di una conferenza stampa. A presentare i dati è stato il professor Luigi Murena, direttore della clinica ortopedica e traumatologica. La struttura, che fa parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, è oggi un vero e proprio centro di riferimento, un hub, per il trattamento dei traumi e delle patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, sia in situazioni d'urgenza sia per interventi programmati. Dal 2015 la clinica ha avviato un importante processo di riorganizzazione. È stata introdotta la guardia attiva 24 ore su 24 e sono stati attivati ambulatori specialistici dedicati a problematiche specifiche come spalla, ginocchio, mano, piede, osteoporosi, fragilità scheletriche e protesi articolari. Negli ultimi anni l'attività chirurgica è cresciuta costantemente grazie anche all'uso di tecniche sempre più avanzate, comprese quelle mini-invasive. Dopo il rallentamento causato dalla pandemia, già nel 2023 si è tornati ai livelli pre-Covid, con un ulteriore aumento nel 2024. Sono stati effettuati oltre 2.300 interventi. Nei primi mesi del 2025 l'incremento prosegue con un più 15% rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Ovviamente si deve partire da un'analisi dei problemi, dal monitoraggio degli indicatori, capire dove è il problema, progettare un provvedimento, metterlo in atto e rimonitorare. E poi fondamentale sono le risorse umane, cioè avere buoni professionisti, mantenersi aggiornati e uno spirito di squadra e di gruppo per camminare tutti nella stessa direzione per ottenere i risultati. Importanti anche i risultati nella chirurgia ambulatoriale, attivata nel 2024 per trattare in modo più mirato i pazienti e ottimizzare le risorse disponibili. La struttura si distingue anche per l'efficienza nella gestione delle fratture da fragilità. Buoni risultati arrivano anche sul fronte ambulatoriale. Nel 2024 sono state erogate quasi 44.000 prestazioni. Un lavoro che ha richiesto tempo, ma che ha dato dei risultati eccezionali, come abbiamo visto adesso, come sono aumentati il numero di interventi, il numero delle visite ambulatoriali, il rispetto dei tempi d'attesa su tutte le priorità BDP, e nonché il famoso rispetto del tempo di intervento su fratture di femore entro i 2 giorni. Presentata nella sede della Fondazione CR Trieste la 17ª edizione del progetto di socializzazione anziani, che si protrarrà fino a febbraio 2026 con spettacoli e musica all'interno delle case di riposo della nostra città. Vediamo. Professor Peroni, torna anche quest'anno, per quest'estate, l'iniziativa della socializzazione degli anziani da parte della Fondazione. Ci vuole illustrare il programma? Sì, sono 100 spettacoli teatrali in dialetto triestino, 30 concerti in una ventina di case di riposo, tra l'altro aggiungo una distribuzione di 400 abbonamenti del piccolo in quasi 70 case di riposo. 17ª edizione del progetto Socializzazione Anziani, iniziative ricreative e di intrattenimento rivolte agli ospiti delle residenze per anziani di Trieste, ideate e promosse dalla Fondazione CR Trieste. L'edizione 2025 conferma la formula di successo degli anni precedenti, 100 spettacoli che si tengono in 19 residenze per anziani grazie alla consolidata collaborazione con l'Armonia. A portare la musica nelle residenze saranno gli allievi degli istituti Giuseppe Terzi
Martini e Glas Penamatizza di Trieste. È un impegno che la Fondazione ha assunto sin dal 2008 con grande convinzione, per una somma complessiva che ormai sfiora i 2 milioni, ma siamo molto soddisfatti della riuscita di questa iniziativa perché, come ci testimoniano anche i partner che stamattina sono intervenuti qui in Fondazione a esporre i risultati di questa bellissima manifestazione, iniziativa nel tempo, c'è grande riscontro dalle case di riposo, grandi risultati in termini di socializzazione degli anziani anche con i giovani, perché ricordo che i concerti e in parte anche gli spettacoli teatrali vedono protagonisti giovani e quindi c'è una bellissima, come dire, ricaduta in termini di dialogo tra generazioni che fa bene agli anziani, naturalmente, che sono i primi destinatari di questa iniziativa, ma fa anche bene dal punto di vista formativo ed educativo ai ragazzi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma non andate via perché fra poco per l'approfondimento serale sarà con noi in studio Gianluca Paladin per parlare delle ultime novità sul caso Resinovic. A fra poco.